Buongiorno, buongiorno, in diretta con Focus TG. Andiamo subito a Bassano del Grappa, dove c'è stato un incendio che ha distrutto due appartamenti di un condominio con 8 famiglie evacuate. In diretta Mirko Cavallin con per la parte tecnica Alessandro Costacurta. Buongiorno direttore, bentrovati da Bassano del Grappa, quartiere San Vito, a est della città. Le immagini che tra poco vedrete sono del pomeriggio di ieri e della serata di ieri. La palazzina alle nostre spalle è andata in fiamme a quanto pare a causa del surriscaldamento di una canna fumaria. Con me c'è il presidente del quartiere San Vito, Franco Antonello. La situazione attuale delle famiglie e dell'edificio. Allora, l'edificio è inagibile al momento. Questa mattina le famiglie sono entrate negli appartamenti del piano terra, del primo piano e anche quelli delle mansardate. Hanno prelevato quello che potevano e poi sono usciti. Sono accompagnati uno alla volta dai vigili del fuoco. Ieri 8 squadre dei vigili del fuoco arrivati praticamente da tutta la provincia, anche da Cittadella per l'intervento che si è concluso stamattina. Adesso ci sono altre operazioni in corso. C'è una ditta incaricata per la bonifica del tetto, la quale provvederà a mettere dei teloni per la pioggia, per la copertura. Perché ovviamente, come dicevi direttore, i 2 appartamenti al piano superiore sono completamente inagibili, quelli sotto lo sarebbero, ma ovviamente fanno parte di una struttura non utilizzabile. Abbiamo raccolto proprio ieri, a pochi minuti dall'inizio, dallo scoppio dell'incendio, un paio di testimonianze di alcuni residenti del quartiere, le possiamo sentire. Ci racconta cosa ha visto? Sì, buongiorno, io stavo uscendo di casa alle 1:30, mi alzo un attimo, vedo un fumo alzarsi, mi fermo, si ferma un altro abitante della zona che chiamiamo subito i pompieri. Lui ha chiamato, sono arrivati anche in tempo perché sono velocissimi, poi il fuoco ha cominciato ad andare avanti e abbiamo visto quello che c'è. Conosce qualcuno di chi abita lì? No, purtroppo no. So che sono dei ragazzi giovani con bambini piccoli anche, mi sembra. Ho visto il camino che fumava e ho visto che c'era qualcosa che non andava e poi abbiamo visto il resto che stiamo guardando tutti da 2 ore. Conosce persone che abitano lì? Che persone sono? Vista sì, però. Giovani, anziani? No, più che anziani, giovani, e qualche anziano abita sotto. Dunque delle varie famiglie coinvolte che hanno già trovato, Presidente, una sistemazione. Sì, le sistemazioni sono state dai parenti, dai prossimi parenti, dai genitori e dagli amici. C'è da aspettarsi però una lunga lontananza da questo edificio, vista la condizione. Adesso al momento non si sa la tempistica, spero nei prossimi mesi che rientrino. Ieri sera il sindaco Nicola Finco ha detto eventualmente il comune anche a disposizione dovessero esserci delle necessità. Voi avete allestito anche un punto di raccolta nel cortile che c'è sul retro? Sì, abbiamo allestito un gazebo come quartiere e anche come calcio a San Vito e poi abbiamo dato anche del supporto tè caldo al personale che operava tutta la giornata di ieri e anche questa mattina. Questa dunque al momento la situazione. Ringrazio il presidente del quartiere San Vito, Franco Antonello. Alessandro Costacurta per la parte tecnica. Da Bassano è tutto, a te la linea. Mirko Cavallina, andiamo avanti con la cronaca. Un rapinatore è in gravi condizioni all'ospedale dopo essersi gettato in un canale a Verona nel corso di un inseguimento seguito a un tentativo di sfondamento della vetrina di una gioielleria. L'episodio è avvenuto la scorsa notte nella zona dello stadio Bentegodi a Verona. Secondo una prima ricostruzione, intorno a mezzanotte i rapinatori, forse 3 in tutto, hanno cercato di sfondare la saracinesca della gioielleria a bordo di un'automobile bianca senza riuscirci e poi l'hanno rotta con un estintore. Visto il tentativo fallito, i malviventi si sono dati alla fuga in auto, inseguiti da polizia e carabinieri. Uno di loro è scappato a piedi e si è lanciato nel canale Camuzzoni, che scorre poco vicino, ma è stato portato via dalle acque ed è stato recuperato in gravi condizioni nei pressi di alcune griglie dai vigili del fuoco. Rianimato sul posto dagli operatori del SUEP 118, è stato trasportato in ospedale.
E sempre i ladri in azione, non c'è tregua, non c'è fine all'imperversare di predoni dell'Est nei nostri territori. E qui si tratta di un ladro che si è arrampicato sul tetto ed è entrato in una casa, i vicini lo hanno visto e lo hanno inseguito, è stato arrestato dai carabinieri, un 34enne albanese. Nella gran parte dei casi sono tutti uomini che arrivano dall'ex Jugoslavia. Immortalato dalle telecamere di videosorveglianza mentre si trova sul tetto nel tentativo di fuggire. Il 34enne di origini albanesi ha appena messo a segno un furto in un'abitazione in via Primo Maggio a Varago di Maserada. L'uomo è stato visto dai vicini di casa che lo hanno inseguito ed hanno fornito ai carabinieri indicazioni importanti per poterlo localizzare. Il 34enne senza fissa dimora e con precedenti di polizia è stato fermato a qualche centinaio di metri dal luogo del colpo ed arrestato dai carabinieri. Si era introdotto nella villetta sportando diversi monili in oro. I proprietari si sono accorti della presenza del ladro grazie al cellulare collegato al sistema d'allarme ed avevano immediatamente allertato il 112. Poi il resto lo hanno fatto i vicini di casa che lo hanno inseguito. Il ladro, oltre a refurtiva, è stato trovato in possesso di passamontagna, torcia spray urticante ed arnesi da scasso. Convalidato l'arresto è stato disposto il trasferimento nel carcere di Treviso. Si tratta dello stesso ladro che nel corso della serata aveva tentato di introdursi, senza riuscirvi, in altre abitazioni della via. Degrado, spaccio e violenza a Mestre, stanotte un'operazione, un blitz della polizia. Andiamo in diretta da Filippo Fois e da Sandro Ponchio. A te Filippo. Buongiorno direttore, buongiorno ai telespettatori di Rete Veneta. Prendiamo la linea da Corso del Popolo all'angolo con Via Roma. Di fronte a noi c'è il liceo Franchetti, storico liceo mestrino, e a poche centinaia di metri anche il luogo in cui quest'autunno fu accoltellato a morte il povero Giacomo Gobbato. Vi presento il nostro ospite, che è Elisabetta Pesce, assessore alla sicurezza del Comune di Venezia, e proprio il condominio che vedete alle nostre spalle è quello che è stato oggetto di questo maxi blitz da parte della polizia. Cosa succede? È un condominio enorme con svariate decine di appartamenti nei quali sono stati segnalati un sovraffollamento. Significa che ci sono anche magari una dozzina, una quindicina di persone che vivono nello stesso appartamento, cosa che peraltro è proibita per legge. Si tratta di affitti, di subaffitti spesso di immigrati extraeuropei che poi lavorano nella cantieristica. A poca distanza da noi c'è Porto Marghera, oppure come manovalanza per il settore turistico. Assessore, lei che notizie ha avuto? Sì, questa mattina c'è stato questo blitz alle 5 da parte della Questura. Hanno collaborato Guardia di Finanza e Polizia Locale, sono intervenuti su tutti i piani per un controllo. Noi poco meno di un mese fa come Polizia Locale si era intervenuti su alcune segnalazioni in alcuni appartamenti dove si faceva locazione turistica ed era stato riscontrato sovraffollamento, sanzionati e messi a posto. Oggi arriva questa azione da parte della Questura a seguito di segnalazioni da parte dell'amministrazione di condominio e dei residenti. Tra l'altro in queste situazioni di promiscuità può essere anche che ci siano delle persone che non erano in regola col permesso di soggiorno. Anche questo è stato oggetto di controllo. Sì, allora sicuramente sono stati riscontrati dei sovraffollamenti, adesso le indagini sono in corso per capire se ci sono persone irregolari o che non possono stare nel nostro territorio. È un fenomeno questo di cui si sta iniziando a parlare parecchio a Mestre, vale a dire di questi condomini che sostanzialmente vengono completamente occupati, a volte anche con materassi gettati proprio per terra da decine di persone. Sì, noi come sappiamo c'è la Fincantieri ha la maggior parte delle persone che lavorano lì sono persone straniere che vengono dal Bangladesh e persone che cercano di trovare un alloggio per poi andare a lavorare. È un fenomeno che nasce da molto tempo fa, perché io ricordo che però deve essere comunque rispettate assolutamente le regole, e soprattutto per i residenti mestrini
inquilini di vecchia data che hanno acquistato questi appartamenti. C'è da dire che poi in chiusura di collegamento, prima abbiamo detto che il povero Giacomo Cobatto è stato accoltellato qua vicino, c'è un bar proprio alle nostre spalle che è assurto agli onori della cronaca, aveva una gestione storica che adesso è passata di mano perché il titolare ha detto che non riusciva più a lavorare, diciamo, con la serenità di una volta, ed è naturalmente stato rilevato da una nuova proprietà straniera. Noi ringraziamo l'assessore Elisabetta Pesce e le auguriamo naturalmente buon lavoro. Poi per tutti gli aggiornamenti che ci arriveranno su quello che è accaduto solo poche ore fa in questo condominio, vi rimandiamo alle prossime edizioni del nostro telegiornale. Grazie a Filippo Fois, Sandro Ponchio per la parte tecnica. Vediamo alcuni titoli del Gazzettino di Venezia, riguardano la cronaca. Un bambino a settimana positivo alla cocaina, effetto dell'esposizione alle sostanze consumate in casa da mamma e papà. E poi il niqab, la proposta di legge per vietare i volti coperti nei luoghi pubblici, non solo il velo ma anche mascherine e occhiali da sole. Intanto, sempre sulle zone rosse, il prefetto Darco Pellos ha pensato a questo intervento in occasione dell'estate per le località balneari. Il sindaco di Jesolo ha detto che è un contributo alla sicurezza della città. Zone rosse anche a Jesolo. Il prefetto di Venezia, accennando alla sperimentazione già in corso a Venezia, ne ha ipotizzato l'introduzione anche nelle località di mare per arginare le derive della movida o gli episodi di violenza e spaccio ormai sempre più frequenti. La notizia è stata colta favorevolmente dal sindaco di Jesolo. Noi pensiamo già alla zona prettamente più destinata alla movida, quindi la zona di Piazza Mazzini, Piazza Aurora, dove vogliamo consolidare un lavoro di allontanamento e di prevenzione nei confronti di quei soggetti che vengono a Jesolo non per divertirsi ma per fare confusione o addirittura per commettere dei reati. Questo tipo di personaggi non li vogliamo a Jesolo e quindi questo strumento può dare alle forze dell'ordine la possibilità di allontanare i propri soggetti più pericolosi. È un'ulteriore novità che consolida un lavoro importante che abbiamo fatto in questi anni proprio su questo fronte, e quindi accogliamo positivamente sia la volontà del prefetto e anche questa novità da parte del Ministero dell'Interno. Per quanto riguarda Venezia, se questa fase sperimentale che inizierà il 14 febbraio funzionerà, la zona rossa si estenderà anche ad altri eventi di rilievo come l'apertura della Biennale d'Architettura. Servizio di Ilaria Marchiori, quindi avete visto Jesolo, Treviso, Venezia, Padova, insomma le zone rosse sono uno dei rimedi all'aumento del degrado e della violenza. Se ne è parlato ieri in Consiglio regionale, ne ha parlato il Presidente Luca Zaia, che ha messo in guardia dal pericolo che diventino dei coprifuoco le zone rosse. Non è convinto che possano funzionare, che abbiano efficacia il segretario del PD Andrea Martella. Penso che le zone rosse debbano essere fatte per curare la fase acuta, non è che possono diventare aree rosse, perché sennò passiamo al coprifuoco dopo, no? Uno strumento di cura straordinario e non permanente, così per il presidente Luca Zaia vanno intese le zone rosse che stanno spuntando nelle principali città del Veneto. Già operativa a Padova, in stazione, a Venezia saranno istituite in vista del Carnevale, annunciate invece a Treviso ma anche a Jesolo come antidoto alla movida selvaggia estiva. A Vicenza serviranno per evitare scontri tra tifoserie nel derby in casa contro il Padova, programmato per domenica 16. Zone rosse che secondo il governatore non devono diventare la norma, così come i fenomeni che vorrebbero limitare. L'unico aspetto è che mi preoccupa è l'omologazione che ha questo paese, no? Ci stiamo omologando ormai a tanti disagi, no? A tante illegalità. Senti, io non condivido il fatto che ogni volta che si parla di baby gang si parli di disagio giovanile. Insomma, attenzione, dice Zaia, a confondere disagio giovanile e le cosiddette baby gang. Dobbiamo difendere i ragazzi. I ragazzi oggi sono penalizzati da queste immagini che sembra che 4 scatenati che mettono a ferro e fuoco a volte delle vie delle città siano i giovani, ma questi non sono i giovani, questi sono una parte infinitesimale di quello che è la gioventù. Penso che questi siano assolutamente degli delinquenti, punto.
e ci vuole pugno di ferro. Questione di leggi e repressione, quindi, mentre dal Partito Democratico si chiede un approccio diverso, non solo securitario. Io penso che la zona rossa in sé non sia risolutiva e anzi rischi di essere un palliativo rispetto a delle politiche invece che dovrebbero essere più efficaci. È una risposta quindi sostanzialmente debole. Si rischia di non affrontare globalmente il problema, magari ci si concentra in una determinata area, ma se non intervieni diciamo a monte i problemi non sono risolti. Oggi in regia Renato Cappoia e Italo Morao. Gli incidenti stradali, c'è stato un tamponamento in A4 tra due camion nella zona Montebello Vicentino San Bonifacio, un autista è rimasto ferito. Vigili del fuoco intervenuti stanotte in autostrada A4 tra gli svincoli di Montebello e San Bonifacio in direzione Milano per un tamponamento tra due mezzi pesanti. Un autista è rimasto ferito. I vigili del fuoco hanno messo in sicurezza il luogo dell'incidente, mentre l'autista è riuscito con l'aiuto di altre persone a venire fuori dalla cabina di guida ed è stato preso in cura dal personale sanitario del SUEM per essere trasferito in ospedale. A causa del tamponamento la carreggiata è stata invasa dal carico di uno dei mezzi e il traffico autostradale è rimasto completamente bloccato. Sul posto la polizia stradale e il personale ausiliario di autostrade che hanno operato con i vigili del fuoco fino alle 2. Servizio di Luisa Bertini, adesso Chiara Gaiani sull'udienza preliminare a Padova del procedimento penale per la morte di Giordano Sanginiti lungo la strada regionale 308 del Santo. I familiari della vittima hanno citato in giudizio anche Veneto Strade. Tutto rinviato al 5 maggio nel processo aperto a Padova per la morte di Giordano Sanginiti, lo studente di medicina morto a 21 anni il 4 febbraio 2023 dopo essere caduto con la sua moto lungo la strada regionale 308 del Santo nel comune di Cadoneghe. Assistiti dallo studio 3A nel corso dell'udienza preliminare, i familiari della vittima hanno chiesto al giudice la citazione di Veneto Strade, la concessionaria proprietaria della strada su cui il tribunale si pronuncerà nel corso della prossima udienza. Una vicenda dolorosissima che porta sul banco degli imputati due tecnici di Veneto Strade, il responsabile della manutenzione delle arterie regionali per le province di Padova e Vicenza, un 39enne di Zelarino, e il dirigente responsabile dell'area manutenzioni, un 62enne di San Donà di Piave, iscritti nel registro degli indagati per omicidio stradale in concorso. Nel mirino gli avvallamenti presenti nel tratto di strada dove 2 anni fa è avvenuto l'incidente, in particolare 2 buche della profondità di 5 e 3 centimetri che avrebbero fatto perdere il controllo della moto al 21enne che indossava il casco al momento del tragico incidente. Andiamo a Padova e andiamo da Valentina Visentin perché con le zone rosse di cui parlavamo prima fioccano le multe anche contro i clochard, contro tutti gli homeless che sono davanti alla stazione. Ieri è intervenuto il sindaco Giordani che ha detto i più deboli vanno gestiti con umanità. Valentina Visentin da Padova, a te Valentina. Sì, buongiorno direttore, noi siamo tornati in zona stazione e anche per ricordare quelle che sono state le parole del sindaco Sergio Giordani che ieri sera con una nota è intervenuto sulla questione delle multe che sono aumentate e sono multe che sono state fatte ad alcuni clochard che stanno qui in stazione da molto tempo. Un aspetto della zona rossa che ha riacceso la polemica sull'opportunità di questi provvedimenti fatti a delle persone appunto che stanno qui in stazione e che hanno storie di marginalità e di fragilità. Le parole del sindaco Sergio Giordani tendono a smorzare i toni. I fenomeni di marginalità estrema vanno gestiti con grande umanità, con attenzione alla cura della dignità delle persone e con percorsi di accompagnamento virtuosi. Quanto accaduto non ha colpevoli o responsabili da ricercare, ma semmai mi fa capire come tutte e tutti dobbiamo entrare in sempre maggior coordinamento, dove io per primo dico a me
me stesso che possiamo e dobbiamo fare di più per tutti assieme. Non deve esserci nessuna guerra tra poveri, ha poi concluso il sindaco Sergio Giordani. Qui con me c'è Marta Nalin, consigliera comunale di Coalizione Civica, nel precedente mandato anche assessore al sociale, che ben quindi ha presente qual è la realtà di queste persone, e come Coalizione Civica avete fin dall'inizio espresso perplessità sulla questione zona rossa e sicurezza. Come commenta quanto è accaduto? Sì, noi da subito abbiamo detto che siamo contrarie a questo approccio alla realtà. Ci sembra le zone rosse che si inseriscano in un metodo che non affronta veramente la realtà, ma cerca di spostare i problemi, e quindi di fatto finisce per escludere persone, ed è quello che è un po' successo. Noi in un'area definita ad alto impatto che è a Padova, è proprio successo che nei giorni successivi siano state prese di mira delle persone, le persone più fragili, le persone che abitano la nostra città e che hanno bisogno invece di quei servizi sociali che noi riteniamo siano la soluzione alla gestione della realtà. Padova ha un bilancio sociale molto alto, si aggira intorno ai 40 milioni, ha ottenuto i finanziamenti del PNRR proprio sui temi dell'inclusione e di contrasto alla marginalità sociale e alla povertà. È su questo che noi crediamo si debba investire, e proprio per noi il tema è: la sicurezza si affronta attraverso strumenti reali, progetti concreti, e non con propaganda che poi finisce a toccare la pelle delle persone più fragili. Quindi insomma è sulla linea delle parole del sindaco Giordani, che ha invocato maggiore umanità nella gestione di queste anche di queste multe che vengono fatte, di questi provvedimenti che sono stati fatti nei giorni scorsi alla zona stazione. Sì, io credo che come comune ci sia la responsabilità di rafforzare la coesione che c'è e il coordinamento che c'è con tutte le realtà del territorio, che anche in quest'area, non solo, soprattutto in quest'area, lavorano ogni giorno, dalle cucine economiche popolari alla casetta Borgomagno, dove ci sono le docce, dove c'è un presidio, alle unità di strada. Qui si concentra una serie di servizi fondamentali coordinati tra comune e enti del terzo settore. Su questo bisogna investire. Spostare le persone da un'area all'altra non fa che aumentare la percezione di insicurezza, perché poi l'area rossa noi oggi abbiamo questa, ma se continuiamo a spostare le persone poi il rischio è che si amplifichino, si moltiplichino le zone rosse, e non è questo che vogliamo per la nostra città. La nostra città è stata capitale europea del volontariato, la nostra città è una città che da sempre accoglie e include, e vogliamo che continui ad essere così. Allora ringraziamo Marta Nalin per essere stata in nostra compagnia, e restituisco la linea allo studio. Valentina Visentini e Federico Cibotto per la parte tecnica, e siamo costretti ad andare avanti con gli incidenti stradali, perché un ragazzo di 21 anni di Montegalda è morto a Veggiano. Il giovane stava tornando a casa dopo il concerto a Padova di Tony Boy. I fiori depositi tra i pezzi dell'auto e lo steccato spezzato, quel che resta dell'ennesimo incidente mortale lungo le strade della nostra provincia. Questa volta è la vittima, appena 20 anni, Federico Costa, 21enne di Montegalda, ha perso il controllo dell'auto andando a sbattere contro una recinzione e finendo la corsa in un canale che costeggia la campagna tra le province di Padova e Vicenza. Non c'è stato nulla da fare per il giovanissimo automobilista alla guida di una Fiat 600, morto in un tremendo incidente stradale a Veggiano nel fine settimana. Sabato intorno alla mezzanotte stava percorrendo via Pedagni verso il centro di Veggiano. All'improvviso, all'altezza di una semicurva, l'auto ha sbandato attraversando la strada e urtando violentemente contro una recinzione ed è finita nel fossato. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco per estrarre il corpo dalle lamiere e i medici del 118, ma per il giovane non c'era più nulla da fare. È morto sul colpo, troppo gravi le ferite riportate. La polizia stradale di Pieve di Sacco, intervenuta per i rilievi, sta cercando di ricostruire le cause dell'incidente mortale. Non si esclude che all'origine dello schianto ci possa essere anche la velocità sostenuta o la pioggia battente, visto che sabato sera a quell'ora stava piovendo e l'asfalto era viscido. Resta il dolore di una comunità per la perdita di un giovanissimo. In questo momento di grande sofferenza per la famiglia voglio esprimere il mio cordoglio personale e di tutta la comunità di Montegalda, la vicinanza per la perdita di Federico, di questo giovane ragazzo, e spero possa essere di sollievo per la famiglia, immaginando il grande dolore che sta provando in questo momento.
La data dei funerali non è ancora stata fissata. Ci sono ancora indagini e approfondimenti per un altro incidente stradale, un incidente stradale mortale che risale ad ottobre, è avvenuto nella Bassa Padovana. Continuano le indagini per chiarire le cause della morte di Loris Zago, 67enne di Brugine, investito lo scorso 28 ottobre in via Porto Superiore. L'uomo è deceduto 2 giorni dopo in ospedale. Indagata una 70enne marocchina che lo ha investito con la macchina e poi non si è fermata a prestare soccorso. La procura vuole capire se i ritardi nei soccorsi abbiano contribuito a provocare il decesso e se Zago poteva dunque essere salvato. Quando è stato ritrovato agonizzante si è pensato subito ad un ictus, ma poi le ferite alla testa hanno messo gli inquirenti sulla pista giusta. Analizzando le telecamere della zona e le attività del cellulare dell'uomo, hanno ristretto l'orario del possibile investimento e hanno individuato l'auto che ha travolto il 67enne. La donna che lo ha investito ha ammesso di aver fatto riparare poi il parabrezza devastato dall'urto. Ma c'è un altro aspetto su cui si stanno concentrando le indagini, ovvero la patente della signora che, nonostante avesse l'indicazione di guida monocolare, era stata rilasciata per altri 10 anni. Sono stati attimi di paura per 50 passeggeri, molti dei quali studenti, a bordo del pullman ATVO che ieri mattina si è ribaltato in un fossato tra San Biagio di Callalta e Silea. Tra le testimonianze, quelle dei ragazzi e del controllore in servizio sul mezzo. Sentiamo Nicola Marcato. Cosa può essere successo? Non ha tenuto la curva, forse il bagnato, la velocità, non lo saprei. Non sembrava neanche tanto veloce. Noi stavamo andando tranquillamente con l'autobus e dopo abbiamo sentito un tonfo che era tipo, si era piegato in diagonale, tipo l'autobus, ed era caduto perché forse andava troppo velocemente sulla curva. Il bilancio alla fine è di un grande spavento e si tira un sospiro di sollievo per lo schianto che avrebbe potuto avere conseguenze drammatiche, perché sul pullman ATVO della linea 27 che percorreva la tratta Treviso-San Donà di Piave, oltre al personale di bordo c'erano 50 passeggeri, molti dei quali studenti del Duca degli Abruzzi e del Ricati di rientro verso casa. Lo schianto alle 12:30 circa, l'autista, una donna di 45 anni, improvvisamente perde il controllo del mezzo che esce di strada e si ribalta su un fianco dentro un fossato nella curva di via Gorizia Nerbona di San Biagio di Callalta. Momenti di panico iniziale tra i passeggeri mentre scatta l'allarme. Quando mi sono resa conto del botto ho guardato un po' in giro e ho detto cavolo, siamo cascati in un fosso. Avete chiamato i familiari perché vi vengano a prendere? Sì, alla fine potevamo farli stare tranquilli visto che stiamo tutti bene, nessuno si è fatto male per fortuna. Sul posto i carabinieri, i vigili del fuoco e l'equipaggio di primo soccorso di Treviso Emergenza. Non si esclude, secondo i primi accertamenti, che l'autista possa aver perso il controllo del mezzo a causa del fondo stradale bagnato. Perché vede la curva, abbiamo superato la curva di Montao, insomma non è che proprio è stata la curva che ci ha, a un certo punto sono perso l'aderenza e io al momento non ero neanche tanto attento perché stavo facendo un'altra cosa e quando me ne sono accorto ho detto di correggere, ma era già troppo tardi e poi mi è scivolato giù. Intrappolati dentro alla corriera sono riusciti ad uscire rompendo la finestra laterale usando il martelletto di sicurezza per mettersi in salvo. Nessun ferito per fortuna, tutti illesi. L'autista come sta? L'autista adesso sta deponendo, è un po' chiaramente turbata, ma insomma poi è comprensibile. I rilievi dell'incidente effettuati dai carabinieri della compagnia di Treviso dovranno chiarire il motivo della fuoriuscita del mezzo. Poteva andare peggio, servizio di Nicola Marcato. Vediamo titoli dal Corriere del Veneto. Si licenziano per essere assunti come archivisti di Stato, ma il TAR blocca la graduatoria, 300 disoccupati in tutta Italia. E poi Milano-Cortina 2026, le Olimpiadi invernali, l'assalto ai biglietti, anche i sorteggiati non li trovano. Nora, morta a 15 anni, le accuse al pusher, sesso in cambio della droga fatale, è accaduto a Verona, e poi le baby gang, i Maranza fuori controllo, Jesolo e il Garda, come dicevamo prima, preparano le zone rosse.
Ancora un insulto razzista sui campi di calcio. Domenica è stata sospesa una partita di seconda categoria che si stava disputando in un campo di Polesella tra Giovane Italia, squadra locale, e il Borgo Anguillara. Gli ospiti padovani stavano vincendo, ma durante i 5 minuti, qui dovevano esserci delle immagini, ma durante i 5 minuti di recupero concessi dall'arbitro è volata l'offesa razzista. A pronunciarla un giocatore del Borgo Anguillara contro un giocatore di colore. Ne è seguito un parapiglia e l'arbitro, che ha sentito l'offesa, ha fermato la partita e ha espulso entrambi i giocatori. Non passa giorno senza che ci siano questi episodi e anche da altri, come quello del genitore che è entrato in campo per aggredire un bambino di 10 anni dopo un rigore. Confido ci sarà una soluzione in tempi ragionevoli, l'ha dichiarato il senatore veneziano di Fratelli d'Italia Raffaele Speranzoni in merito alla liberazione del cooperante del Lido di Venezia, Alberto Trentini. Stiamo cercando di mantenere basso il profilo perché sappiamo quanto è complicata la situazione in Venezuela. In questo momento in Venezuela sappiamo che c'è un presidente che la comunità internazionale ha definito illegittimo, visti i brogli che ci sono stati anche alle ultime elezioni presidenziali. Da parte del governo, e la famiglia ne è pienamente consapevole, c'è il massimo sforzo perché si possa presto trovare una soluzione che possa garantire il ritorno di Alberto in Italia. Le condizioni di Alberto Trentini sono buone, ma anche il senatore veneziano Speranzone, a margine della commemorazione per le vittime delle foibe a Marghera, conferma quanto dichiarato nei giorni scorsi dal ministro Tajani. La trattativa per il rilascio del 45enne è molto complessa, ecco perché va tenuto un profilo basso, come ha dimostrato anche la fiaccolata di sabato sera al Lido di Venezia. È stata una fiaccolata molto sentita e molto sobria e in questo senso utile, perché in questo momento è inopportuno, diciamo, alzare i toni nei confronti del governo venezuelano. Dobbiamo cercare, così come abbiamo fatto in occasione di una situazione analoga capitata in Iran con Cecilia Sala, di evitare appunto di aumentare le frizioni. In questo momento dobbiamo trovare la soluzione e credo che insomma in tempi ragionevolmente brevi potremo avere una soluzione. Trentini è detenuto nel carcere di Caracas dal 15 novembre scorso con l'accusa di terrorismo e senza la possibilità di comunicare. Servizio di Ilaria Marchiori. A Vicenza sembra si sia conclusa la vicenda del mancato pagamento degli stipendi agli operai che lavorano nel villaggio americano e che per protesta si erano arrampicati sulle gru. Ieri c'è stato un incontro con le controparti in prefettura. Abbiamo chiesto di pagare gli stipendi arretrati dei lavoratori che venerdì protestavano mettendo a repentaglio anche la loro vita appesi alle gru a circa 30 metri di altezza. Questo incontro di oggi ci ha permesso di riuscire a portare a casa il risultato e quindi entro 48 ore l'azienda ICM, una volta fatti le dovute verifiche, pagherà il salario arretrato di questi dipendenti, di questi lavoratori. Obiettivo raggiunto dunque all'incontro ieri sera in prefettura tra gli operai, il sindacato e i rappresentanti di ICM, la società del gruppo Maltauro, capofila della catena di subappalti incaricati di realizzare le palazzine residenziali al villaggio americano vicino alla caserma Ederle. Ai 14 dipendenti nel giro di 48 ore, secondo gli accordi, riceveranno i 3 mesi di salario arretrato. I sindacati hanno chiesto alla società di farsi garante anche di questo nel prossimo futuro, per un cantiere che durerà circa 5 anni. Non bastano dunque solo le garanzie per quanto riguarda il rispetto delle norme di sicurezza sul lavoro, ma anche il rispetto dei pagamenti. Le ultime riforme in materia di appalti non hanno messo in sicurezza il settore e quindi serve necessariamente un intervento della politica tutta, con una presa di coscienza e di responsabilità per appunto intervenire in materia. Questa vicenda si è conclusa bene, ma non è detto che sarà così anche nelle prossime situazioni. Come dicevo, in giro per l'Italia cose così sono già capitate e io questo credo che sia un segnale, un campanello di allarme, perché appunto il subappalto così è un subappalto
appalto malato e non garantisce la sicurezza anche economica dei lavoratori che ci lavorano. Carenza di personale nelle aziende, ma anche nel settore pubblico, nelle amministrazioni locali, come è noto, mancano molti dipendenti, manca molto personale. Allora cosa fanno le aziende pubbliche? Cercano di invogliare a questo tipo di occupazione gli studenti delle superiori, e lo fanno anche con degli incontri, e ce ne sarà uno giovedì al Sant'Artemio a Treviso. Innamorarsi a San Valentino non di un partner ma di un lavoro, quello nella pubblica amministrazione, facendosi contagiare, per così dire, da chi quell'impiego già lo svolge. Si rivolge agli studenti delle superiori, in particolare a 150 ragazze e ragazzi di 7 classi dell'Istituto Palladio e del Riccati Luzzati, l'iniziativa messa in campo da Centro Studi Amministrativi della Marca Trevigiana e dalla provincia per cercare di contrastare il problema ormai cronico della carenza di personale negli enti locali. I dati al 2023 parlavano di 265 dipendenti mancanti nei soli comuni trevigiani. Giovedì dunque a Sant'Artemio un info day per sfatare l'idea di un posto di lavoro anonimo e senza opportunità di carriera, e che anzi per i ragazzi di oggi può risultare più appetibile rispetto ai loro coetanei di qualche anno fa. Mettono al primo posto, più che la retribuzione, la possibilità di conciliare il lavoro con le esigenze di vita, che sia la vacanza, che sia la famiglia, che sia il tempo libero, per cui credo che se queste sono le necessità possa il lavoro pubblico rispondere meglio a quello che loro desiderano. Insieme al servizio civile dunque l'iniziativa Innamorati o Innamorati, a seconda di come lo si legga, della pubblica amministrazione punta a suscitare l'interesse delle giovani leve e a sfatare con l'esperienza diretta dei luoghi comuni sull'impiego pubblico. Davvero un'opportunità per far conoscere anche prima e conoscere poi quella che sarà l'attività all'interno dei propri enti, portando anche qualche innovazione. Ambito inclusivo, quello pubblico, al punto da favorire, in uno specifico caso, una donna in stato di gravidanza che altrove sarebbe stata forse penalizzata rispetto a un altro soggetto con pari competenze. Un mondo di cui i ragazzi avranno un'infarinatura attraverso laboratori e testimonianze dirette di chi già ci lavora. Io racconterò a ragazze e ragazzi come il lavoro nella pubblica amministrazione può essere attrattivo anche per certi profili professionali che tendenzialmente non si attribuiscono alla PA. Penso per esempio alla grafica, ai social media manager, ma anche ai giornalisti, perché è importante investire nella comunicazione anche per quanto riguarda gli enti pubblici. Per cui sicuramente gli studenti possono valutare anche questo tipo di percorso per il proprio posizionamento professionale. L'8 aprile il TAR del Lazio analizzerà il ricorso presentato da associazioni cittadine contro l'ordinanza ministeriale che dal 2009 proibisce le manifestazioni. In piazza San Marco sentiamo Filippo Fois. Da epoca immemorabile, la piazza rappresenta il centro politico, economico, culturale, sociale e religioso delle città, il luogo che per antonomasia crea la socialità, l'incontro e lo scambio. Da diversi anni, con tutta la buona volontà, è difficilissimo attribuire ancora anche una sola di queste caratteristiche a Piazza San Marco. Nel luogo in cui è passata la storia di Venezia, oggi è consentito un solo passaggio, quello dei turisti. Le manifestazioni politiche o sociali non sono ammesse in piazza, ci sono delle regole per cui noi abbiamo fatto 4 anni fa un ricorso al TAR e proprio questo, dopo 4 anni il ricorso viene accolto dal TAR del Lazio e sarà esaminato l'8 aprile. Da dicembre 2009 Piazza San Marco è stata interdetta a cortei e manifestazioni, applicando a distanza di quasi un anno una direttiva dell'allora ministro dell'Interno Roberto Maroni a tutela di determinate aree sensibili delle città italiane, da decidersi poi in sede locale. In un periodo di terrorismo e di pericoli internazionali ha fatto questa ordinanza, che a tutti noi è sembrata un'ordinanza pertinente, considerato per quel tempo. Invece è rimasta perenne ed è diventata quasi legge, ma è un'ordinanza, quindi un atto di indirizzo che non può superare le leggi e tantomeno può andare sopra alla Costituzione. Se valga di più l'articolo 17 della Costituzione o una direttiva ministeriale di 15 anni fa, sarà ora materia per il TAR del Lazio.
Il risultato nel frattempo è che in piazza San Marco di Veneziano sono rimaste solo le mura, emblema della turistizzazione di massa e dello svuotamento di residenti, e ridotta ad una sede o, come bisogna dire adesso, una location di prestigio per eventi a pagamento, anche estremamente affollati. In quei casi le preoccupazioni di problemi di ordine pubblico improvvisamente svaniscono. Su questo tema il Patto per Venezia Consapevole ha presentato un video con testimonianze di veneziani a rappresentanza di varie realtà cittadine. Abbiamo fatto anche delle versioni del nostro documentario ultimo in lingua straniera, in inglese e francese, sulla situazione di esproprio di fatto della città da parte per quanto riguarda la cittadinanza. La piazza è aperta ad altre iniziative di ogni genere, ma non a quelle proposte e gestite direttamente dai suoi cittadini. Andiamo a Bassano del Grappa, dove, come in tante altre parti del nostro territorio, si temono conseguenze negative per la salute a causa della presenza delle antenne telefoniche. Ebbene, l'ARPAV ha divulgato dei dati confortanti su questa questione. Vediamo. Andrà avanti fino all'autunno 2026 la campagna di monitoraggio dei campi elettromagnetici nel territorio di Bassano. I punti sotto controllo sono in tutto 18 e per 5 di questi sono già disponibili i dati elaborati dall'ARPAV. Si tratta di via Montenovegno e via Montebaldo a San Vito, via Golini ad Angarano, via Frassati a San Bassiano, via Bellini in quartiere Merlo. Quest'ultima si trova nei pressi dell'antenna già esistente davanti a viale De Gasperi. Monitoraggio fatto assieme ad ARPAV, il Comune ha messo a disposizione anche la propria centralina e i dati che sono arrivati sono molto confortanti, ben al di sotto di quelle che sono le soglie limite. La soglia di legge è di 15 volt metro e la media di intensità in quartiere Merlo è stata di 0,2, ovvero 30 volte meno rispetto al consentito. I valori più alti, ma comunque ampiamente sotto il limite, sono arrivati da un terrazzino di via Frassati. I dati sono appunto molto rassicuranti, la dimostrazione che la pianificazione che era partita ormai nel lontano 2006 comunque in qualche maniera ha dato i suoi frutti, e con l'occasione invito altri cittadini ad aderire, a dare disponibilità appunto ai propri spazi per l'installazione delle centraline per verificare appunto lo stato delle emissioni. Il dubbio che può sorgere è che emissioni così basse possano far moltiplicare il numero di antenne in città. Assolutamente no, ovviamente le scelte delle compagnie telefoniche sono sulla base delle richieste del mercato e dell'utenza. È chiaro che insomma avere dei dati rassicuranti non implica avere uno sviluppo selvaggio di tali telecomunicazioni. Sempre a Bassano il sindaco Nicola Finco replica alle accuse della minoranza sul consiglio comunale sospeso. Le minoranze restano pronte ad apporre sul petto del sindaco Nicola Finco la medaglia per il record del maggior numero di giorni tra due sedute del Consiglio Comunale, dal 19 dicembre, data dell'ultimo, al 6 marzo, data del prossimo. Ma il sindaco non è disposto a concedere spazio sul petto, che gonfia per rivendicare il lavoro svolto e per rispondere in maniera forte alle accuse dell'opposizione, che, lo ricordiamo ai nostri microfoni, ha sottolineato come questa amministrazione abbia lo stesso difetto di quella precedente: poco dialogo, poca condivisione e poca partecipazione. La partecipazione non è mai mancata, in quanto in questi mesi e in queste settimane le commissioni hanno sempre lavorato sui vari temi che riguardano la città. Non so se ne fanno una questione di gettoni di presenza, però se il loro problema sono i gettoni di presenza, gli organizzerò un consiglio comunale ogni settimana. Poi capisco che magari le opposizioni non hanno tanti argomenti per farmi opposizione e quindi si inventano anche queste cose. Le minoranze hanno anche sottolineato che un confronto più puntuale in Consiglio sarebbe servito ed era necessario, soprattutto alla luce dei casi Pascoli e Tribunale. Anche qui Finco non le manda a dire. Nei momenti di emergenza, se io mi metto a fare i tavoli di dialogo, di confronto, a quest'ora non avremmo ancora trovato una soluzione per la Pascoli. E poi mi stupisce insomma, che i consiglieri di minoranza insomma, mi attacchino su queste cose, quando in uno degli ultimi consigli comunali qualche consigliere è uscito prima perché doveva andare a qualche cena di fine anno. Vedo che poi quando facciamo i consigli comunali escono prima per andare alle cene. Quindi vabbè, insomma, capisco che anche loro devono fare l'opposizione, ma forse è meglio che trovino dei temi più concreti. Anche il presidente del Consiglio Comunale rispedisce al mittente le accuse di mancanza di dialogo.
il dialogo non è mancato e per quanto mi riguarda non mancherà mai, anche perché io sono figura istituzionale e devo garantire anche tutto il Consiglio Comunale, minoranze comprese. È già successo comunque nel passato che il mese di febbraio non si sia fatto dei consigli comunali. E diciamo che la Giunta comunque ha lavorato nell'emergenza, soprattutto per quanto riguarda la Pascoli, e è stata trovata una soluzione, a quanto si dice, ottimale per i bambini. Tutto bene dunque? Non tanto, perché Carnevale è alle porte e fino al 6 marzo c'è tempo, se non per qualche altra medaglia, almeno per qualche altra frecciata. Volano gli stracci allora in Consiglio Comunale a Bassano del Grappa, il servizio di Alex Giuliano. Intanto noi andiamo in giro per i quartieri di Bassano a raccogliere le voci e le segnalazioni e siamo andati nel quartiere 20 aprile. Il quartiere 25 aprile è stato negli scorsi mesi al centro delle cronache cittadine e del dibattito, soprattutto in merito all'apertura di un'ecopiazzola per il conferimento dei rifiuti. Ormai è questione di giorni perché entri in funzione. In questo momento si sta attendendo il collaudo dell'ecopiazzola, quindi il collaudo di tutte quelle che sono la parte elettrica, tecnica e via dicendo che sono all'interno dell'ecopiazzola, e quindi con poi chiaramente anche l'installazione dei 3 cassoni che serviranno appunto per portare i rifiuti. Questa è la situazione, quindi da quello che mi è stato detto entro metà febbraio la questione si dovrà risolvere. Il parco sarà riqualificato con la costruzione di una nuova casetta di quartiere e la posa di nuove alberature e panchine. Per i più piccoli ci sarà un'area gioco recintata. Un altro spazio dedicato questa volta agli anziani, quindi alla ginnastica dolce, e sarà proprio creato accanto a questo campetto per i bambini, e sarà utilizzato, come ho detto prima, per gli anziani. È prevista una pista ciclopedonale per i bambini alle prime armi. L'illuminazione pubblica spenta di notte ha creato alcune preoccupazioni, ma i dati dicono che i ladri agiscono solo nelle prime ore della sera e che il risparmio energetico aiuta le casse comunali. I problemi più vecchi però non mancano. La situazione dei marciapiedi e delle strade, e in quartiere 25 aprile questa è una richiesta che ne abbiamo fatto da diversi anni. Riteniamo che sia arrivato il momento di metterci la testa e quindi cercare chiaramente di risolvere, anche perché è un quartiere popolato soprattutto da persone anziane, quindi quando il marciapiede non è ben messo potrebbe essere anche motivo di incidenti, di cadute, e questo insomma non vorremmo che accadesse. Presidente del quartiere 25 aprile al microfono di Mirko Cavallin. Restiamo a Bassano perché a settembre non ci sarà una classe prima nella sede di Pieve del Grappa dell'Istituto Maffioli. La conferma è arrivata con la chiusura delle iscrizioni al prossimo anno scolastico. L'anno scolastico 2025-26 partirà con una classe in meno all'Istituto Maffioli. Per la sede di Pieve del Grappa, ospitata a Villa Fietta, le iscrizioni della classe prima non sono state nemmeno aperte. La conferma arriva innanzitutto dal portale del Ministero, nel quale, alle pagine dedicate alle sedi di Castelfranco Veneto e di Montebelluna, sono indicati gli indirizzi di studio per il primo anno di corso dal prossimo settembre. In entrambi i casi si tratta di enogastronomia e ospitalità alberghiera. Nel caso della sede di Pieve del Grappa, quella casella è vuota, dati non disponibili per la scuola, e così una trentina di famiglie e studenti interessati ad iscriversi hanno fatto loro malgrado un'altra scelta, cambiando del tutto l'indirizzo e rivolgendosi altrove per il proseguimento degli studi di secondo grado. Ritengo che sia sbagliato avere chiuso le iscrizioni per quest'anno. Le famiglie e i docenti avevano chiesto una continuità dell'istituto perché sappiamo qual è il suo valore educativo e qual è l'importanza per tutto il territorio bassanese e trevigiano. Bisogna iniziare a lavorare per il 4+2, per l'ITS, per quelle prospettive che erano emerse dal tavolo tenutosi a Palazzo Balbi. Col 10 febbraio le iscrizioni si sono chiuse, sono state accettate solo quelle per gli alunni dal secondo al quinto anno, che proseguiranno le lezioni fino a giugno 2026 a Villa Fietta, anche se formalmente la loro registrazione è avvenuta nella sede centrale. Questa è l'unica vittoria ottenuta da settimane di mobilitazioni e proteste di studenti, docenti e genitori
che annunciano ulteriori iniziative per far proseguire l'attività didattica anche negli anni successivi nell'area pedemontana. Perché è un presidio per il tessuto economico e sociale, non soltanto educativo, davvero importante. Le famiglie ci credono, i docenti ci credono e gli studenti hanno avuto prova della qualità dell'educazione e dell'istruzione in questo istituto. È una battaglia, un impegno che dobbiamo sostenere e non li dobbiamo lasciare da soli in questa fase così importante. E ora replichiamo il servizio sui funerali di Enrico Vanzini. Erano in centinaia per dare l'ultimo, l'estremo saluto a quest'uomo che era il superstite di uno dei peggiori lager nazisti, quello di Dachau. Nella palestra di Santa Croce Bigolina, la stessa dove l'intera comunità aveva festeggiato il suo secolo di vita, centinaia di persone hanno voluto dare l'ultimo saluto a Enrico Vanzini, scomparso all'età di 102 anni. Lui, che era l'ultimo italiano del Sonderkommando di Dachau, aveva narrato dopo anni di silenzio la sua orribile storia a tantissimi giovani, portando nelle scuole l'orrore e la brutalità dei campi di concentramento, riuscendo però a far trionfare un'estrema umanità nella disumanità di ciò che raccontava. E anche in questa giornata di dolore è stato il suo sorriso l'elemento che tutte le persone presenti hanno ricordato con tanto affetto. Non parlava mai solo dei suoi sacrifici, ma di come ogni difficoltà gli aveva insegnato a rispettare la vita e a capire il valore dell'amicizia. Non c'era mai rabbia nelle sue parole, solo una profonda saggezza che riusciva a toccare i cuori dei giovani, facendo loro capire quanto sia preziosa la libertà che troppo spesso diamo per scontata. Tanti gli interventi di chi l'ha conosciuto, gli ha voluto bene, e non è mancato anche il saluto della dirigenza dell'Inter, la squadra del cuore di Vanzini. Non a caso sulla bara c'era la bandiera nerazzurra. Tanti i gagliardetti e i labari presenti, il presidente della provincia di Padova Giordani, i sindaci del comprensorio, compreso quello del comune di Fagnano Olona, paese natale in provincia di Varese di Enrico Vanzini, un uomo che tanto ha lasciato. Enrico è stato un grande uomo, un grande cittadellese e ha dedicato parte della sua vita a raccontare quello che è stata la sua sofferenza, la sua vita, affinché queste cose non accadano più. Quindi ciao Enrico. Da Bassano del Grappa a Vicenza in diretta con Luisa Bertini, perché sono sul sentiero di guerra i sindaci della provincia di Vicenza per i lupi che continuano ad imperversare. A te Luisa. Sì, buongiorno direttore, buongiorno ai nostri telespettatori. Sono in compagnia con il presidente della provincia Andrea Nardin, perché oggi c'è stato un importante incontro che ha coinvolto tantissimi sindaci della provincia preoccupati su diversi fronti, uno dei quali quello che riguarda i lupi, con non soltanto il numero di predazioni in costante aumento, ma anche la vicinanza con le case e la confidenza, e a tal proposito è stato redatto anche un documento proprio che sarà firmato da tutti i sindaci. Di che cosa si tratta? Sì, buongiorno a tutti. L'importanza dell'argomento è data dalla grande presenza di amministratori, la volontà di far capire al Ministero, e quindi accogliamo con favore la disponibilità di incontrarci quanto prima da parte del Ministero, qual è la situazione nel Vicentino, dove le predazioni sono pressoché raddoppiate nell'ultimo periodo rispetto alle 100 dell'anno scorso. Siamo arrivati a quasi 200 predazioni di quest'anno, ma soprattutto i lupi diventano sempre più confidenti, si avvicinano alle abitazioni e oramai è usuale anche la predazione degli animali di compagnia, piccoli cani che sono all'esterno delle abitazioni, sia in centri abitati che anche in montagna. Quindi la volontà di attuare dei piani di contenimento per far sì che si ristabilisca un equilibrio tra l'uomo e questo grande predatore selvatico, ma soprattutto che si possa comprendere come la confidenza del lupo sia sempre più pericolosa nei confronti del nostro stile di vita quotidiano, oltre ai tantissimi danni degli allevatori che già di per sé giustificherebbero l'intervento. Poi si è parlato anche di un altro tema, di altre specie che sono altrettanto nocive, ovviamente in altri termini, come ad esempio le nutrie o come ad esempio i corvidi. Sì, quelli che sono invece specie già definite come nocive sono sempre più invasive e non riusciamo più a contenerle, quindi quello che è il problema delle nutrie, che non sono tra l'altro un animale autoctono ma sono un animale importato, stanno danneggiando i nostri argini con i problemi di dissesto idrogeologico
che tutti noi sappiamo, oltre che a volte a trattori che si sono ribaltati sugli argini proprio perché erano indeboliti dalle tane delle nutrie. Ma oltre a questi pensiamo sicuramente ai corvidi, che mangiano tra l'altro anche altri uccelli, pensiamo ai piccioni e pensiamo ai cinghiali. I piccioni stessi provocano decine di migliaia di danni ai nostri comuni, sia in termini diretti sia in termini indiretti per le pratiche di contenimento che i comuni attuano per ridurre il numero di questi animali, ma soprattutto da tenere in considerazione come che questi animali siano a tutti gli effetti animali selvatici, quindi non sono di proprietà del comune e dovrebbero occuparsi gli enti superiori che sono i reali proprietari di questi animali. Come se il mio cane provocasse un danno al mio vicino, io ne devo rispondere. Il colombo è un animale di proprietà dello Stato e quindi i comuni tutti insieme oggi richiedono allo Stato che se ne faccia carico, essendo di sua proprietà. Ecco, quindi l'avete sentito, c'è anche un problema economico e anche di fare i conti con i bilanci comunali. Per il momento è tutto da Vicenza, restituisco la linea allo studio. Grazie molte a Luisa Bertini e a Cristian Roque Allende per la parte tecnica. Adesso abbiamo pronto Treviso, chiedo alla regia, siamo collegati con Treviso per la questione, come avrete sentito, delle case di riposo. Ne abbiamo parlato ieri sera a lungo a Focus. I sindaci, dopo una sentenza del Consiglio di Stato, temono che debbano essere i comuni a provvedere in molti casi al pagamento delle rette, degli ospizi, delle case di cura per gli anziani. Sentiamo qual è la posizione delle case di cura con Anna De Roberto in diretta da Treviso. A te, Anna. Sì, eccoci direttore, buongiorno. Allora siamo qui con il presidente ISRA, Mauro Michelon. Il tema è quello introdotto appunto da il caso di Maser e questa sentenza che potrebbe aprire una voragine nelle casse dei comuni. Ne parliamo per capire quale tipo di impatto per ISRA, ad esempio, potrebbe avere una sentenza di quel tipo. È chiaro che voi non siete coinvolti in maniera diretta ma indiretta, però come commenta questa sentenza Michelon? Premesso che i centri servizi anziani sono soggetti terzi, ma sono soggetti terzi interessati. Questa sentenza è una sentenza particolare perché riguarda una persona che aveva una disabilità, perciò un'invalidità civile. Ecco, quello che a noi preoccupa è il fatto che con l'andare del tempo le pensioni, passando dal regime retributivo a contributivo, avranno un potere di acquisto sempre inferiore. Il rischio vero è che tra una decina d'anni i comuni siano costretti veramente a ulteriormente contribuire per pagare la rete agli anziani nei centri servizi. Allora, ripercorriamo insieme con il servizio che abbiamo preparato, direttore, il caso di Maser, con le voci del sindaco di Maser, ma anche di altri sindaci, nonché il presidente della provincia Stefano Marcon, che hanno aggiunto degli ingredienti a questa storia e poi la commentiamo insieme. A sto punto, a cascata, ci saranno una serie di ricorsi e quindi i bilanci comunali sicuramente non potranno assolutamente affrontare tutte queste richieste. La sindaca di Maser, Claudia Benedos, annuncia che a stretto giro verrà portato all'attenzione della conferenza dei sindaci dell'ULS 2 il caso dell'anziana per la quale il Consiglio di Stato ha imposto al comune di pagare la differenza tra l'ISEE della pensionata e la retta della casa di riposo che la ospita, 8.500 euro l'anno. La norma prevede infatti come unico indicatore l'ISEE del singolo. La stessa accompagnatoria erogata dall'INPS non può essere utilizzata per pagare la retta. Il risultato è un precedente che rischia di mettere in crisi i bilanci degli enti locali. E quindi gli avvocati cominciano credo anche a contattare le famiglie per dire potete avere la compartecipazione totale da parte del comune. Tra 10 giorni un incontro con l'avvocato Zoccarato, che è l'avvocato che ci segue, per valutare un eventuale ricorso in Cassazione, però temo che non ci siano tante chance. La legge non impone ai figli di prendersi carico delle rette delle RSA qualunque sia la loro capacità economica. Nel caso di un anziano formalmente nullatenente rischia di doverne rispondere il comune, vale a dire l'intera comunità.
comunità. Bisogna stare attenti perché riferirsi solo ed esclusivamente all'ISEE magari può portare a delle situazioni un po' al limite. Nelle famiglie nostre, nelle famiglie trevisane e venete, c'è sempre stato quella rete che era di supporto nei confronti degli anziani, dei propri genitori piuttosto che dei propri nonni. Marco Della Pietra, sindaco di Spresiano, chiede ai giudici di mettersi una mano sulla coscienza prima di pronunciare sentenze come quella di Maser e a chi stabilisce le regole di rimetterci mano al più presto. Da parte di tutti gli enti coinvolti, a cominciare dallo Stato, ma assolutamente anche dalla Regione, che ha competenza e deve agire in materia. Solo così si eviterà una pericolosa deriva. La tentazione di preservare il patrimonio familiare a discapito della collettività rischia di prevalere, soprattutto se a suggerirlo sono figure di riferimento come gli amministratori di sostegno. Una piccola parte va a dire ai propri assistiti, ai familiari dei propri assistiti, che magari svuotino i conti in modo tale che tanto dopo c'è il comune che paga. Sì. Evitiamo che possano accadere queste cose. Il sindaco di Spresiano dice la tentazione di svuotare i conti correnti per abbassare l'ISEE degli ospiti e poi si menzionano anche gli amministratori di sostegno. Allora, l'amministratore di sostegno è nominato a tutela dell'ospite e perciò ritengo che l'amministratore di sostegno abbia il tutto interesse per avere il conto corrente dell'ospite ben rimpinguato per poter pagare la casa di riposo. Se qualche amministratore fa queste affermazioni vuol dire che ha delle prove a sostegno. Io su questo non commento, ripeto, l'amministratore del sostegno è nominato dal Tribunale per tutelare l'ospite che è nel centro servizi anziani. Poi avete tanti ospiti qui cui il Comune integra le rette? Sì, parecchi, anche perché siamo città capoluogo, perciò è chiaro che ci sono parecchi ospiti che al Comune integra le rette. E la vera questione è che con l'andare del tempo, passando le pensioni dal sistema retributivo a quello completamente contributivo, e che vuol dire che si abbasserà il valore della pensione, questi ospiti aumenteranno in maniera importante e i comuni andranno in difficoltà rispetto alle loro casse comunali, dovranno scegliere se fare sociale al di fuori delle case di riposo o all'interno delle case di riposo. Ma potrebbe essere utile anche avere nuove norme, nuovi criteri per ricalcolare l'ISEE, no? Alla luce anche di quello che sta accadendo. Allora, i tempi sono cambiati, sicuramente. La sentenza cui fate voi riferimento è una sentenza particolare perché praticamente dice al Comune il tuo regolamento sull'ISEE non è valido, non puoi applicarlo. Ecco, io non so se questo sia dato dal fatto che la persona interessata era una persona disabile nei validi civile o se vale per tutto. Sicuramente per i comuni è un bel punto di domanda se devono rivedere tutti i regolamenti rispetto alle fasce ISEE. Grazie Mauro Michelon, che tra l'altro dietro le quinte, direttore, ci spiegava che un comune deve integrare la retta della casa di riposo anche se un suo residente sceglie di entrare in una casa di riposo non dello specifico comune, quindi se ad esempio a Treviso un residente sceglie di andare in una residenza a Villorba, toccherà comunque al comune di Treviso, quindi del comune di nascita, sostenere ed integrare la retta qualora la persona non fosse in grado di pagarla fino in fondo. Quindi insomma anche questo rischia di mettere ancora di più in difficoltà le casse dei comuni. Da Treviso è tutto. Grazie molte a Anna De Roberto e a Simone Merlo per la parte tecnica. Ne abbiamo parlato ieri sera di case di cura e di rette a Focus. Sentiamo cosa ha detto tra gli altri il consigliere regionale della Lega Roberto Bet. Ricevuto in donazione dei beni dal nonno o dall'anziano per farlo poi furbescamente ottenere la retta da parte del comune. Teniamo conto che le rette hanno una parte sanitaria e una parte alberghiera, quindi quella sanitaria è coperta dalla regione per le responsabilità appunto in materia sanitaria, sulla parte alberghiera poi i ragionamenti che si facevano prima e quindi ci sono poi state queste sentenze e purtroppo è vero che i giudici quando fanno le sentenze non hanno un bilancio al loro fianco di un comune, non hanno diciamo la responsabilità poi di garantire il servizio, pensano che i soldi siano infiniti, purtroppo i soldi non sono infiniti, le risorse sono molto limitate e i comuni, soprattutto anche in questo periodo storico, stanno vivendo delle situazioni di
tagli, riduzione di trasferimenti, insomma una partita che conosciamo bene. L'ideale sarebbe, secondo me, in un'ottica anche di prospettiva, di visione, anche sul tema dell'autonomia. Voi sapete che una delle materie, anche una delle materie di competenza che stiamo chiedendo è la previdenza complementare, quindi degli aspetti di assistenza legati anche al welfare sociale, all'assistenza pensionistica dei nostri lavoratori, e l'ideale secondo me sarebbe proprio quello di costituire, magari in un mondo ideale, se si può esprimere anche un desiderio, una previdenza assolutamente regionale, dove magari anche le casse previdenza, questa è anche una mia teoria e una mia battaglia degli ordini professionali, garantire che i patrimoni vengano gestiti a livello regionale o comunque a livello magari triveneto, per dare anche una quantificazione maggiore della portata del patrimonio, e che quello che viene pagato nel territorio poi rimanga sul territorio anche dal punto di vista dell'assistenza previdenziale. Roberto Bet, consigliere regionale della Lega ieri sera a Focus. Andiamo in pubblicità e poi avremo ospite l'avvocato Tania Busetto e parleremo del valore dello sport come sport inclusivo, in particolare il calcio. A tra poco, state con noi. Tra pochissimo parleremo del calcio inclusivo con l'avvocato Tania Busetto. Nel frattempo vediamo la prima chirurgia del Cafoncello, l'eccellenza della sanità trevigiana e centro di riferimento regionale per il pancreas. Sentiamo Marta Marangon. 2.534 pazienti, 1.845 dei quali operati, 540 per patologie oncologiche. I numeri dell'attività del 2024 della prima chirurgia del Cafoncello di Treviso testimoniano l'eccellenza di un reparto centro di riferimento regionale per il pancreas. Una chirurgia che supera gli 500 interventi per tumori, quindi una chirurgia che effettivamente dà risposta all'utenza e soprattutto dà risposte precise e puntuali, e dove non ci sono chiaramente strascichi legati al post intervento, quindi credo che sia importante. È una chirurgia che lavora soprattutto sul pancreas, avendo noi il centro di riferimento regionale per la chirurgia del pancreas. Grande novità con il trasferimento della prima chirurgia alla cittadella sanitaria, l'innovativo sistema di monitoraggio dei pazienti operati grazie all'intelligenza artificiale, unico sistema di questo tipo in un ospedale pubblico. Ci consente di monitorare 8 pazienti in contemporanea e tutti i dati vengono trasmessi alla centrale che gli infermieri hanno in guardiola, e quindi possono in tempo reale, 7 giorni su 7, 24 ore su 24, osservare i pazienti. Questi sistemi avvisano anche in caso di caduta, quindi sono assolutamente all'avanguardia. Disponibile anche un dispositivo che il paziente può portare a domicilio per continuare ad essere monitorato nel decorso post-operatorio anche dopo le dimissioni. Un reparto che ha visto un incremento dell'8% degli interventi effettuati rispetto all'anno precedente, una sessantina anche su pazienti provenienti da fuori regione, e che registra purtroppo un aumento degli interventi per tumore anche su persone giovani, 2 sotto i 30 anni operati in un mese. Interventi soprattutto per tumori a colon, retto e pancreas. Dei tumori che è in aumento in generale un po' in tutto il mondo, e quindi anche noi ovviamente risentiamo di questa maggiore incidenza. Ci saranno sicuramente delle condizioni di tipo genetico, ma sicuramente ci sono delle condizioni di tipo di esposizione a fattori di rischio che conosciamo peraltro molti, che sono il fumo, l'alcol, ma anche gli inquinanti che ci sono, insomma, quindi questi sono sicuramente le cause più frequenti. Abbiamo esteso le indicazioni proprio perché sulla base dei risultati ottimali che abbiamo raggiunto con la colorettale, che poi è quella più diffusa, abbiamo riscontrato degli ottimi risultati anche per quanto riguarda le neoplasie gastriche e pancreatiche. Come appunto dicevo prima, poi abbiamo esteso, quando ne abbiamo la possibilità, anche alla patologia benigna.
Di nuovo in diretta con Focus TG, saluto e ringrazio l'avvocato Tania Busetto. Buonasera, buongiorno avvocato, buongiorno. Grazie per essere qui con noi. Parliamo di ragazzi in questo caso autistici, ma in più in generale di ragazzi disabili che possono trovare nello sport davvero un motivo per continuare a fare una vita piena, felice, a contatto con tante altre persone. E stiamo parlando dei Formidabili, no, avvocato? Allora. Sì, allora i Formidabili sono una società di calcio paralimpica, sono disabili intellettivi relazionali, quindi autistici piuttosto che affetti da sindrome di Down, e ormai è una realtà esistente già da qualche anno, però con mia grande soddisfazione quest'anno ha fatto un passo in avanti importante, perché sarà forse per quello che è stato seminato negli anni precedenti, adesso gli chiedono di giocare, chiedono di organizzare determinate attività di calcio integrato. Dove vediamo qualche immagine? Sì, ecco, vede, questa è una delle immagini che a me piacciono di più, perché si vede, questa è una partita, fanno parte di un campionato CSI, qui forse eravamo a Padova, che è una tappa del campionato, e vede c'è anche quel ragazzino con la maglia fucsia che è un arbitro, anche lui disabile. Quindi loro adesso stanno partecipando a un campionato CSI dove ci sono anche gli arbitri che fanno la sindrome autistica piuttosto che disabili intellettivi relazionali. Ed è chiaramente tanta roba, chiaramente come vede è affiancato da un arbitro, chiamiamolo così, tradizionale, e quindi insomma è un momento di riscatto sociale enorme. Noi però non ci fermiamo al calcio solo dedicato alla disabilità, miriamo tanto al calcio integrato. Adesso, proprio di questo mese, abbiamo aperto una collaborazione che mi ha riempito il cuore con una società del territorio, il San Marco Stigliano, che ha aperto la possibilità di fare all'inizio era un allenamento al mese, eccoli qua, sono insieme, un allenamento al mese partendo dal 5 febbraio con il loro settore giovanile. Dopo che abbiamo fatto il primo mercoledì questa sessione di calcio integrato, erano talmente entusiasti, ma non tanto i miei, che è ovvio, no? Quanto i loro, diciamo così, i ragazzi giovani nel loro settore giovanile, che allora mi hanno chiesto subito di aggiungere un'altra data, quindi fare un mercoledì sì, un mercoledì no, e gli hanno riportato a casa tante soddisfazioni, hanno imparato a conoscere questi ragazzi e quindi a non aver paura di loro, anzi a essere attratti. Qui invece anche un'altra soddisfazione che abbiamo avuto quest'anno, che il Badoere ha organizzato un'intera giornata, quella era il 22 dicembre, un'intera giornata di Natale, con tanto di mercatini, tanto di concerto, tanto di calcio integrato con il Badoere, tant'è che si sono scambiati, tutti quanti avevano le casacche perché hanno creato 2 squadre integrate e hanno dedicato un'intera giornata era stato l'Avis, in questo caso organizzato dall'Avis, appunto per i Formidabili, con tanto di raccolta fondi. Quindi questi ragazzi vivono per giocare, perché è un momento di crescita importante per loro, perché così incominciano a gestire anche le emozioni, no? Incominciano a imparare come ci si comporta in spogliatoio, incominciano a mostrare anche che c'è un'altra possibilità di vita, quindi sono anche da esempio per quelle tante realtà invece che non riesce a stanarle da casa, perché noi abbiamo anche questa grossa difficoltà, no? Certo. Quello di stanare i ragazzi disabili da casa dove ecco, questa è un'altra bellissima immagine, che siamo insieme a Nico Accampora di Pizza Out, era appunto il 30 gennaio dove i Lions gli hanno consegnato la Melvin Jones, la massima riunione di efficienza, e
io non lo conoscevo, non avevo mai avuto l'occasione di conoscerlo prima, una persona con una grinta, chiamiamola una grinta incredibile, senza peli sulla lingua, dove praticamente non lascia nulla all'immaginazione, è molto molto critico. D'altro canto è un grandissimo imprenditore, mi raccontava che ha 2 pizzerie solo per ragazzi autistici, una con 330 posti, una con 200, e adesso ha fatto anche food truck e mi ha fatto sorridere una cosa molto bella, perché lui raccontava che questi ragazzi non sono come i ragazzi delle cooperative che magari non vengono pagati o vengono sottopagati, sono con contratti di lavoro vero e proprio, quindi vengono pagati con la 13ª, la 14ª. A un certo punto il ragazzo va da lui e gli dice: io ti devo restituire 2 mesi perché non esistono. Il sogno di ogni imprenditore. Gli venga restituite delle paghe. 14 non esistono, ce ne sono solo 12. Senta, avvocato, questa è un'importante realtà veneta. A livello nazionale come siamo messi, insomma, nel calcio inclusivo, nello sport inclusivo più in generale? Siamo messi ancora male, perché allora l'obiettivo è di creare una pari opportunità formativa nel territorio, quindi che queste realtà siano capillari nel territorio. Così non è. E fai difficoltà a incontrare, a trovare società sportive in grado di accogliere i tuoi figli, ma quando le trovi a volte sei costretto a fare tanti chilometri, quindi subentrano problemi dal punto di vista logistico. E la cosa dove siamo ancora lontani anni luce è che, se è vero che sono stati fatti dei passi in avanti e quindi all'interno del territorio magari trovi il baskin, il rugby, magari trovi una sola società di calcio paralimpica, cioè i genitori nel momento in cui vogliono far fare sport al figlio si devono accontentare di quello che offre il territorio, non hanno la stessa facoltà di scelta che hanno con gli altri figli. Non so, tu vuoi far calcio, stai tranquillo che nel comune c'è il calcio a 5, il calcio a 11, magari ci sono anche più squadre, e così non è invece per i ragazzi disabili. Pertanto è difficile a volte trovare proprio quella chiave di volta che ti permetta di fargli fare un salto, un percorso culturale, un percorso di formazione, trovare quello che effettivamente più aggrada a loro, più gli piace, dove riescono meglio, perché si devono accontentare. E quindi lo sport per la disabilità non è solo attività sportiva, è un diritto. L'obiettivo quindi è che le società sportive, qualsiasi società sportiva sia, non solo di calcio ma anche di qualsiasi altro sport, garantiscano l'effettività di questo diritto e quindi al loro interno abbiano realtà dedicate alla disabilità in modo integrato. Però siamo ancora molto lontani. I problemi quali sono? Se pensiamo alle barriere architettoniche, tante volte non abbiamo gli spogliatoi adeguati, se abbiamo il bagno non abbiamo le seggioline per farli sedere, non abbiamo le rampe per portarli agli spalti, non abbiamo quello che ti permette di scavallare un piccolo gradino, non abbiamo i fondi che non sono sdrucciolevoli. E se pensiamo alle disabilità visive, non abbiamo la segnaletica corretta. Quindi abbiamo da una parte le barriere psicologiche, che è ancora tanta roba per gli adulti, non per i bambini. Sì, anche non tutte le famiglie sono magari così propense. Esatto, no? E dall'altra abbiamo le barriere architettoniche. E poi c'è un'altra cosa a cui ci scontriamo, che queste società devono essere sostenibili. E come fai a essere sostenibile? Con le quote. Ma la disabilità spesso e volentieri incide sul disagio sociale, perché quando parliamo di ragazzi giovani, sicuramente un genitore ha rinunciato alla propria forza lavoro per stare vicino al figlio. Quindi nel momento in cui tu vai a chiedere delle quote, le classiche quote a una famiglia, diciamo così, di 15 ragazzi sta pur tranquillo che te ne rimangono 3. A volte sono in comunità, quindi a volte sono nei residenziali. Come fai? È difficile. La cosa migliore, seppur ci sono dei contributi che
ancora molto bassi, chiaramente avere l'appoggio di qualche azienda che punti sul valore etico, punti il suo interno sul valore etico. Quindi diciamo le aziende che sponsorizzino questa attività in qualche modo, no? Le aziende che sponsorizzino questa attività, dunque tutti gli spostamenti, anche perché appunto non è solo un campo, non è solo un mister, è la formazione, è cercare appunto di far rete, cercare di parlare con altre realtà, prendere spunto per fargli fare delle altre attività, dietro c'è tanta attività che non si riduce a quelle 2 ore di allenamento che fanno durante la settimana. E non ci sono ancora molte società che sposano questo progetto per un discorso etico. Ce ne sono alcune, noi le abbiamo conosciute, siamo contenti e speriamo un po' alla volta di abbracciarne delle altre in modo tale di poter offrire questa opportunità anche in altri territori, perché adesso noi per esempio, come le dicevo, abbiamo avuto la fortuna di andare allo Stigliano, però comunque anche loro hanno delle spese, in qualche modo bisogna contribuire, abbiamo bisogno chiaramente di fondi. Avvocato, grazie molte, molti complimenti, poi magari una sera possiamo riprodurre l'evento di quella volta quando erano venuti a Focus tutti i ragazzi. Foto prima, li abbiamo visti, erano qui in sede, quindi li vedremo nuovamente molto volentieri. Davvero, grazie molte e complimenti. Grazie. Grazie, arrivederci. Allora andiamo in pubblicità e poi torniamo con altri servizi a tra poco. State con noi. Venezia sbarca alla Borsa Internazionale del Turismo di Milano, la famosa BIT, per presentare gli eventi del 2025 e anche il secondo anno di sperimentazione del contributo d'accesso. Sentiamo. Si chiama Arrivo in veneziano, la mascotte del contributo d'accesso 2025 a Venezia, e ha esordito alla Borsa Internazionale del Turismo di Milano. Anche questo sarà un anno di sperimentazione del contributo d'accesso a Venezia, ma le giornate in cui sarà in vigore saliranno da 29 a 54, in un periodo che va da metà aprile a fine luglio. Racconteremo il calendario di quest'anno per quanto riguarda il contributo che partirà il 18 aprile e le modalità che tenderanno a premiare chi si prenota con anticipo rispetto a chi si prenota negli ultimi giorni. Questo nell'ottica di favorire il concetto di prenotabilità della città e darci la possibilità di sapere in anticipo quanti visitatori arriveranno a Venezia in quella particolare giornata. La BIT di Milano è stata poi occasione per illustrare gli eventi 2025 a Venezia, a cominciare dal Carnevale, che dal 14 febbraio al 4 marzo sarà all'insegna di Casanova. Giacomo Casanova, che sarà il fil rouge di tutte le manifestazioni tradizionali, il prossimo Festa della Senza, il prossimo Redentore e la regata storica. Ovviamente durante l'anno altri importanti appuntamenti come la Biennale di Architettura e il Festival del Cinema, fino a tutte le festività natalizie e il Capodanno di Venezia. Sport, calcio, ribaltone shock sulla panchina del Treviso dopo la sconfitta al Tenni contro il Portogruaro, esonerato mister Fabrizio Cacciatore, il nuovo allenatore Carmine Parlato. Per il presidente si è trattato di una svolta necessaria. Diamo a Nicola Zanetti. È una bellissima avventura, prendo un gruppo di ragazzi forti, consapevoli della propria forza, una società forte alle spalle e tutti assieme dobbiamo continuare a pedalare forte. Ingaggio lampo dopo un divorzio che scuote la squadra. Da qualche ora Carmine Parlato è il nuovo condottiero del Treviso e ha una missione urgente: far ritrovare la bussola ai biancocelesti, quella persa da Fabrizio Cacciatore, esonerato dopo il 3-1 subito al Tenni dal Portogruaro. Fatale al mister una sconfitta che ha fatto perdere la vetta del girone, terzo stop in 4 partite, troppo per la dirigenza. Il tecnico insomma paga nel peggiore dei modi un momento nel periodo più delicato della stagione, con il Treviso passato dal veleggiare solitario in vetta alla classifica all'essere sorpassato dal Dolomiti Bellunesi.
Un esonero che fa comunque discutere. Cacciatore lascia con un invidiabile ruolino di marcia di 17 vittorie, 5 pareggi e 5 sconfitte, con 47 gol fatti e 23 subiti dai biancocelesti. Ma anche una stagione fin qui da 8 volante, partenza a razzo, poi una brusca frenata, lo smalto ritrovato con una raffica di risultati utili consecutivi, poi l'ultima crisi. Le ultime 2 settimane sono state settimane impegnative, 3 sconfitte su 4, diciamo, in qualche modo dovevamo dare un segnale sia all'esterno sia all'interno della squadra. Ecco. Guida tecnica Carmine Parlato, dunque 54enne allenatore partenopeo veterano delle panchine, che in Veneto vanta esperienze con il Rovigo e il Padova e che in questa stagione era partito guidando il Piacenza, salvo poi essere sollevato dall'incarico dopo appena 8 partite, perché coinvolto nel cambio che aveva portato all'addio del direttore sportivo degli emiliani Alessio Sestu. Ora l'avventura a Treviso. Sono molto fiducioso nella conoscenza dei ragazzi, nel primo giorno che sono arrivato, quindi la conoscenza della società, di qualche ragazzo, non vedo l'ora di andare in campo per poter incominciare a far provare cose ai ragazzi in vista di domenica. Confidiamo molto in qualche modo che possa dare una svolta già questa settimana all'ambiente. Subito il lavoro sulla squadra dunque, tanto più che domenica c'è già il primo difficile test chiave, gara sul campo del Mestre per recuperare lo svantaggio dai bellunesi, artefici del controsorpasso. Anche quest'anno torna il progetto solidale One Team dell'Umana Reyer, dedicato ai ragazzi della comunità Don Lorenzo Milani di Venezia. Per la 4ª stagione la Reyer ha scelto per il progetto One Team l'associazione Coges Don Lorenzo Milani, la comunità che si occupa di minori residenti momentaneamente privi di cure parentali o in stato di abbandono, minori stranieri non accompagnati, minori stranieri richiedenti asilo. I ragazzi hanno partecipato all'allenamento speciale sul parquet del Taliercio, sfidandosi in diversi giochi a tema basket insieme ai giornalisti televisivi, di web e carta stampata. Sono dei ragazzi, insomma, che hanno avuto delle storie che quando me le raccontano sono da pelle d'oca. Molte volte noi non ci rendiamo conto fin quando non ci capita qualcosa di vicino, sembrano sempre delle realtà lontane. Poi quando ci toccano da vicino allora si capiscono molte cose. Per cui il nostro obiettivo è quello di dargli una speranza per un futuro, di farli integrare in una società, anche imparando la lingua attraverso lo sport, i valori dello sport e farsi sentirsi parte di una famiglia, di una comunità. Il progetto consiste in un minimo di 8 incontri tra i ragazzi e il mondo Reyer, capitanati dagli ambasciatori Casarin e Fernandez, durante i quali potranno allenarsi con i coach del settore giovanile. Il messaggio è semplice e puro, come quello che dice Reyer, aiutarci l'uno con l'altro e siamo tutti uguali, nel campo soprattutto, siamo amici, ci si rispetta e alla fine questo è un gioco e bisogna divertirsi. È un evento molto importante per la Reyer dove ci teniamo molto anche noi giocatori a poter partecipare, perché è un momento di unione dove possiamo veramente aiutarci a vicenda e cercare di stringerci. La tragedia delle foibe ieri a Trieste, a Bassovizza, la cerimonia per ricordare i tanti italiani uccisi dagli aguzzini di Tito, tantissimi innocenti che erano stati infoibati. Umberto Bosazzi ha raccolto a Bassovizza alcune testimonianze. Dionis, che è un po' il simbolo, diciamo così, di questa giornata, sempre presente, sempre pronta a portare la sua testimonianza. Che cosa le provoca? Le provoca dolore, le provoca ancora tristezza? Che sentimento c'è quando lei arriva qua ogni anno? Io arrivo qua perché qui è il mio posto, perché io dovevo essere in foiba. Sono venuta a Trieste proprio per sfuggire dalla foiba, perché hanno detto che mi buttavano in foiba, che Norma era fuori e adesso toccava a me. E quindi io devo andare, sento un dovere di essere qui, perché sono fuori e sono qui, sono viva. Però il ricordo di quella tragedia non passerà mai. Ieri erano 80 anni, dicevo prima alla signora che mio papà è stato ucciso davanti a me. Avevo 7 anni, mio fratello 6, e qui ho la medaglia di ricordo che
figlia Malvina del Treppo. Sono io. Sono qua a ricordare il mio papà, non solo il mio papà, tutti i morti delle foibe, tutti i morti per essere stati italiani, anche lo zio che è morto a Flossenburg, campo di concentramento. Siamo in compagnia di una signora il cui nome è Giulia e questo la dice molto, ed è la presidente dell'associazione Famiglie caduti e dispersi in guerra. Abbiamo scoperto delle tragedie non indifferenti, ma sempre chiuse nelle nostre famiglie. Con questo io porto avanti il ricordo di tutti, con orgoglio di essere un'orfana di guerra e di avere un papà che non è mai tornato, non ho mai conosciuto, ma che porto avanti con tanto orgoglio. La tragedia degli esuli dalmati, giuliani, istriani, celebrata ieri la giornata di ricordo sul posto i nostri colleghi di Tele4, Umberto Bosazzi e molti altri. Con i nostri tecnici abbiamo dato tutta la cerimonia in diretta. Stasera ci vediamo a Focus alle 21:15, gli ospiti Paolo Bonafè, Fabio Bui, Luigi Calesso, Fabrizio Comencini, Luca Frasson, Fabio Maggio, Giuseppe Panna, Nicolò Sterle e Alberto Villanova. Non perdete l'appuntamento con Focus stasera alle 21:15. Grazie ai nostri registi Renato Cappoia e Italo Morao e buona giornata.